Saluto a tutti e compa qui Niolu settimana di già nostro ultimo giorno di sta spassigliata e ci andiamo in Calaguccia per idroa un giorno baccadio e purcadio Francesco Geronimi. RCFM e Campacui. Sono per l'agricoltura di un filo familiare, hanno tutti agricoltori di me, un mo' buono, un mo' abo e poi anche i mantenati, come parecchie famiglie in Niolu. Dunque io ho vissuto da questo solco e di nuovo la volontà di campare nel mio paese. Io sono vaccinato e porcaio, vendo i movidili per fare carne, per carne, come tutti i vaccinati, e dopo livelli i borchi vendiamo carne di noi e sciacquutieri, in stagione. Questo mestiere oggi c'è parecchie difficoltà, per parlare di quest'anno siamo vittime di una secchia tremenda, sono 2 anni anche, il prezzo di Bruin è cresciuto in una maniera importantissima e dunque per questo che mi approfitto di noi per un po' una diamo i nostri gabizzoni, possiamo parlare di continuità territoriale, ci vorrebbe che li pensi noi le nostre Bruin da noi per darci un capo in mano e di noi, i prodotti si vendono sempre ma con le gare che diventa assai difficile. Campare in paese per me è di militantismo, a scelta di fare campare sul territorio, di mantenere una vita, di arrivare alla sua famiglia e di non una volontà che i paesi non si morissero mica. Calaguccia è un paese c'è sempre appena di vita, ci sono i commerci, caffè, pizzerie, pompa essenza, farmacie, dottori, ma l'affare tenne a un filo e andiamo per di mugliente tutti gli anni, per di mugliente e siamo mica rinnovati. Ci vorrebbe di noi costì che di noi i nostri politici pensassero a aiutarci di più per mantenere questo filo di vita. La storia di Orione, c'è più tragedia che affari allegri, dice Radio, perché qui è un paese di una bureau di vendette di Corsica, la famosa vendetta di 36, che saranno dombe per un schincchi di pecora, si dice così. Dopo c'è stata di nuovo a sposa in Niolo Maria Felice, che si è lasciata amore perché uso fratello non mica è stato indicato e c'è stata una famosa canzone scritta addosso. E la storia più dice radio recente che è la storia di un madrale che ha portato uno strumento di Fontanile che era un'opera genuese maggiore, un ponte a 3 volte. E il progetto dunque di sviluppare ciò che c'è già, di ottenere un bel livello di prodotti per essere rinomato e poi di noi che li si piano appena cerchi. E compa qui Niolu si gompia, ringraziabi a tutte e a tutti e a presto in un altro riunione. RCFM e Campacui.